Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo questa edizione con un tragico omicidio avvenuto a Gorizia, dove un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto nel garage della propria abitazione nella tarda serata di ieri. Secondo quanto appreso, sul corpo gli agenti della questura di Gorizia hanno trovato segni di percosse e ferite, molto probabilmente dovute a un corpo contundente. Sembra che la vittima fosse collegata al mondo degli stupefacenti. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 che ha invano tentato di rianimarlo, la polizia scientifica e gli agenti della questura coordinati dalla Procura della Repubblica. L'aggressore non sarebbe ancora stato identificato dagli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato. Gli agenti stanno operando insieme al procuratore di Gorizia, Laura Collini. Ci aggiorna da Gorizia Daniele Paroni, che ha sentito anche i vicini della vittima. Siamo all'esterno del condominio Mirella, è qui che ieri sera Walter Pappalettera, classe 1981, è stato vittima di un omicidio, un fatto di sangue che ha avvolto ancora nel giallo. Ad agire, secondo alcune testimonianze, ma la questura sta indagando a tutto campo, sarebbero state due persone. Sul movente si sta ancora indagando con la regia del procuratore della Repubblica di Gorizia, Laura Collini. L'uomo è stato trovato in un garage proprio a poca distanza da noi, sotto casa. Viveva al terzo piano di questo condominio che vedete alle mie spalle nelle riprese del nostro Simone Caramaschi. I vicini, quelli che siamo riusciti ad avvicinare, lo descrivono come un ragazzo dolce, semplice, che quando veniva incrociato sul pianerottolo lo salutava sempre. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle 16. Sul posto sono arrivate l'ambulanza, le volanti della questura con squadra mobile, squadra volante. Come vi dicevo, la caccia all'uomo è ancora aperta per scoprire gli assassini di Walter Pappalettera. Lei abita proprio qui in questa via? Sì, via 130, proprio 50 metri avanti. Che quartiere è il quartiere di Sant'Anna? Un quartiere tranquillo, voglio dire. Sì. Fino adesso niente. Senta, ieri sera ha visto qualcosa? No. Io ero da Udine, è tornato ieri sera. Ho visto solo pieno di poliziotti, altro niente. Che ora era? 10:30, penso, una roba così. Ancora a cronaca, ma in provincia di Udine, un incendio è divampato alle 8:45 di oggi all'interno della città fiera di Martignacco. La zona coinvolta è quella posta al primo piano del centro commerciale nelle vicinanze del negozio Zooplanet. Il principio di incendio infatti è partito proprio dal retrobottega dell'attività commerciale, ma ha poi coinvolto i circa 40 metri quadri del locale, sprigionando fiamme, ma soprattutto esalazioni che hanno letteralmente invaso il corridoio e le attività attigue. Fortunatamente l'impianto antincendio ha limitato danni ben peggiori, poi circoscritti ulteriormente anche dai vigili del fuoco, giunti a sirene spiegate con 2 squadre dal comando di Via Popone e una dal distaccamento di Codroipo. Il rogo è stato domato dai pompieri in pochi minuti, ma ha creato un'intossicazione ad un commesso di un'attività vicina. Il lavoratore infatti si era rifugiato all'interno del proprio negozio, una scelta compiuta per cercare di sfuggire ai fumi tossici, ma che si è rivelata alla luce dei fatti errata. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. Il centro commerciale risulta aperto, è stata isolata solamente l'area con le porte tagliafuoco che si sono attivate subito. I pompieri sono riusciti a salvare quasi tutti gli animali che erano presenti all'interno di Zooplanet. Ancora a cronaca, i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito alla Biblioteca Civica del Comune di Merate, in provincia di Lecco, un volume edito nel 1732 intitolato Theologia Moralis, ristampa settecentesca recentemente sequestrata dai militari del reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Udine.
Il libro antico è stato riconsegnato dai militari al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Udine. L'attività investigativa è partita da un controllo su una piattaforma commerciale online sulla quale aveva posto un annuncio un venditore residente a Codroipo ritenuto inconsapevole della natura pubblica del bene culturale che aveva acquistato in un mercatino locale. Il friulano è stato identificato e invitato a consegnare il libro antico sequestrato d'iniziativa dai carabinieri. E così il tomo è tornato in possesso della Biblioteca Civica Alessandro Manzoni. Parliamo adesso di pandemia e vediamo gli ultimi dati. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 369 nuovi contagi da Covid emersi da 2.175 tra tamponi molecolari e antigenici. 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, 289 negli altri reparti, 2 i decessi, 1 a Trieste e 1 a Pordenone. E adesso parliamo della crisi alla Marsiglia di Trieste. Oggi ci sarà il primo incontro tra sindacati e regione, ma la giornata chiave sarà domani quando i vertici della società sono attesi in regione. Vediamo le interviste di Andrea Pierini. Domani finalmente l'azienda parlerà, dovrebbe incontrare i vertici della regione. Che cosa vi aspettate che possa dire, che possa fare finalmente chiarezza su questa situazione? Ci aspettiamo veramente che chiariscano soprattutto rispetto al verbale che abbiamo sottoscritto a marzo, quindi non tanto tempo fa, in cui esplicitavano la continuazione produttiva di tutto il 2022 e parte del 2023. Questa anticipazione rispetto anche alle nostre richieste di preoccupazione che avevamo ma per il prossimo anno, cioè questa è stata alla fine una doccia fredda e noi ci aspettiamo che lo spieghino, lo giustifichino soprattutto e poi capire qual è il percorso. Ovviamente chiederemo il ritiro Oggi incontrerete voi la regione, ma che cosa succederà? Perché domani sarà forse la giornata più importante. Noi ci aspettiamo che la regione sia categorica e respinga in maniera ferma questa idea scellerata di Varsila di disimpegnarsi da questo territorio e di fondamentalmente portarci via una fabbrica che esiste da molto prima dell'insediamento di Varsila. Quindi noi chiediamo che le istituzioni siano compatte con noi, la regione ma anche il governo. Questa è una partita che deve essere giocata a livello nazionale. Voltiamo pagina per un argomento più leggero. È un compleanno speciale per nonna Teresina che oggi ha festeggiato i suoi 108 anni nella residenza per anziani di Campeglio, dove parenti e amministratori l'hanno ricoperta di affetto. La donna, una delle più longeve della regione, ha attraversato oltre un secolo di storia del Friuli. Vediamo. Tanti auguri a te. Grande. Ha superato indenne la pandemia con tutte le sue varianti e oggi, dopo 2 anni di limitazioni, ha potuto finalmente festeggiare con gli amici e i parenti il suo 108° compleanno. Il genetliaco speciale è quello di Teresa Cois, una delle donne più longeve di tutto il Friuli Venezia Giulia. Teresa è nata il 18 luglio del 1914 a Porzus, poche settimane dopo l'attentato di Sarajevo, che con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e della moglie diede il via all'escalation militare che portò alla Grande Guerra. Pagine che sembrano lontanissime, ma che Teresa ha vissuto in prima persona, superando anche il secondo conflitto mondiale, il fascismo, la povertà e gli anni in cui il Friuli era la regione meno sviluppata e più agricola di tutto il settentrione. Teresa ha festeggiato il compleanno all'interno della residenza polifunzionale di Campeglio, in compagnia del figlio, della nipote e della bisnipotina, con loro anche gli amministratori di Faedis, Attimis e il personale completo della cooperativa Universis, che ha in gestione le 2 strutture del territorio. Una vita di sacrifici, quella di Teresa, tipica delle donne friulane di una volta. A confermarcelo è lei stessa. Qual è il ricordo più bello della sua vita? Lavorare. È contenta della sua vita? Parliamo adesso di spettacoli, musica, divertimento e un'orchestra in splendida forma. Successo per la Cegedaccio Symphony Orchestra che si è esibita a Trieste venerdì scorso. Prossima tappa giovedì al Castello Sforzesco di Milano. Vediamo. Oltre 1000 partecipanti, il pubblico che fin da subito si è alzato in piedi per ballare i più grandi successi di sempre, 2 ore di pura energia sulle note delle hit dance e rock anni 70 e 80. Questa è l'atmosfera per il concerto della Cegedaccio Symphony Orchestra FVG impegnata per la prima volta fuori Udine al Castello di San Giusto a Trieste.
Il viaggio dell'orchestra, progetto unico nel suo genere in Italia, non ha tradito nemmeno stavolta le aspettative dei suoi fan e ora è pronta per la prossima tappa che la porterà il 21 luglio niente meno che al Castello Sforzesco di Milano. Il parco triestino si è così trasformato in un grande jukebox animato da una formidabile orchestra in gran forma composta da una trentina di elementi guidati dalla precisa bacchetta del maestro Denis Feletto. Una carrellata di grandi successi completamente riarrangiati ed eseguiti dal vivo in chiave sinfonica che ha appassionato il pubblico fin dal primo plano in scaletta. Applausi a scena aperta anche per i cori e le 3 straordinarie voci soliste. Sul palco si sono alternati Ginga, al secolo Claudia Scapolo, cantante nata in Ruanda e cresciuta in Italia con il dono di una voce potente e suggestiva che l'ha avvicinata al jazz, al soul e ai canti gospel e con una straordinaria energia interpretativa, così come Gianluca Amore, cantante e cantautore padovano, definito dalla stampa di settore una delle più belle voci soul del panorama musicale italiano, ma anche Steve Biondi, all'anagrafe Stefano Fabio Ranno, fratello di Mario Biondi, con il quale è spesso salito sullo stesso palco come corista o per registrare insieme gli album. E in chiusura ci occupiamo di territorio. È stata svelata a Zoppola la nuova immagine della patata friulana. Nel corso del convegno organizzato dalla cooperativa produttori di patate è emerso che rimane favorevole la domanda del mercato, ma è in calo la produzione. Vediamo. Copropa l'accento sulla patata e con questo rinnovato marchio che dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia la cooperativa produttori di patate del Friuli Venezia Giulia si è presentata al convegno di Zoppola per fare il punto della situazione del settore. Negli ultimi mesi la Copropa ha avviato un processo di rilancio della produzione regionale. Oggi prima si vende poi si produce. Ha introdotto Piervito Quattrin, presidente della Coop, che riunisce un'ottantina di agricoltori che coltivano complessivamente 120 ettari. Rispetto a un settore, quello pataticolo, in cui a fronte di una domanda favorevole soprattutto dopo i cambiamenti degli stili di consumo causati dalla pandemia, la superficie coltivata in Italia continua a calare, c'è l'esigenza da parte della filiera di creare un valore aggiunto riconosciuto dai consumatori. È per questo che Copropa ha avviato un processo di ridefinizione della propria offerta e delle strategie di trasformazione e commercializzazione. Prima tappa è stato il restyling del marchio presentato a Zoppola durante il convegno e tenuto a battesimo dall'assessore regionale Stefano Zanier. E agricoltura sostenibile e mondo del sociale assieme in un progetto che vede coinvolte 2 realtà di Casarsa. L'ultimo prosecco della locale cantina sarà etichettato a mano dai lavoratori della cooperativa Il Piccolo Principe. Vediamo. Uno spumante attento non solo al rispetto ambientale ma anche ai valori sociali. Per Uva, Prosecco Doc sostenibile nella sua filiera produttiva e nel packaging, la delizia viticoltori friulani, guidata dal presidente Flavio Vellomo, ha affidato l'etichettatura delle bottiglie, svolta totalmente in maniera manuale, a un'altra realtà di Casarsa della delizia, la cooperativa sociale Il Piccolo Principe, che impiega lavoratori vulnerabili o in situazioni di fragilità, come chi ha disabilità o chi ha perso il lavoro e non riesce a trovarne uno nuovo. Sappiamo che il lavoro è dignità. Avere un lavoro vuol dire avere possibilità di una vita sociale, una vita relazionale, una vita che ti permette di valorizzare le proprie capacità, qualsiasi esse siano. Una collaborazione, quella tra le 2 cooperative casarsesi, nata diverso tempo fa in alcune attività nella coltivazione della vite nell'azienda agricola La Delizia di Pantianico. Questa edizione del telegiornale termina qui, ma vi ricordo tra poco gli approfondimenti con A voi la linea. A tra poco.